Bene, ben ritrovati per un nuovo pomeriggio con Romanico. Per chi non fosse stato presente all'ultima conferenza, quella precedente più che l'ultima, il tema che stiamo presentando quest'anno è quello legato al bestiario romanico, quindi a tutta quella serie di animali che sono presenti nei volumi, nelle miniature, che avevano un senso, che hanno un senso anche in quella che insomma l'allegoria, diciamo così, legata alla religione cristiana e alla teologia, quindi ognuno di questi animali viene associato ed evocava un messaggio preciso verso il lettore. Nella precedente conferenza c'è stata una illustrazione generale del senso appunto del bestiarium e una rilettura di quelle che erano le figure animali che venivano rappresentate e cosa evocavano nella loro rappresentazione. Oggi andiamo più nello specifico e in modo particolare il professor Marco Mangino ci parlerà di bovini e felini, come dice il titolo della conferenza, l'eterna lotta fra il forte e il debole. Quindi andremo a scoprire tutta questa serie di animali di volta in volta. Adesso le altre 3 conferenze, questa e le prossime 2, saranno dedicate nello specifico ad alcune tipologie di animali che ripeto, evocano questi messaggi teologici e ci aiutano a capire meglio il senso di queste miniature che troviamo negli antichi testi, negli antichi volumi. Volevo ringraziare in modo particolare perché da qui c'è una bella vista, stiamo riempendo nuovamente questo spazio che abbiamo visto altre volte esuberante di soci e di amici. Abbiamo riaperto le iscrizioni, quindi stiamo, diciamo, un segno di speranza che questo 2022 ci consenta di riattivare non solo le conferenze come stiamo facendo, ma l'attività che facevamo anche in lungo e in largo per la Sardegna, alla scoperta, alla visita, alla conoscenza di questo grande patrimonio romanico. E l'auspicio che abbiamo voluto dare come Associazione Amici del Romanico, riiniziando con le conferenze in presenza. L'anno scorso non abbiamo voluto interrompere il ciclo, ma le abbiamo dovute fare in videoconferenza. Quest'anno abbiamo voluto osare, ecco, come segnale insomma anche di auspicio così importante. Voglio salutare perché insomma, arrivano da lontano gli amici di Porto Torres, è presente l'assessore della cultura insomma, dell'amministrazione di Porto Torres, che anche loro stanno preparando un evento per maggio, nella speranza che possiamo andarli a trovare anche in gruppo tutti insieme. E la delegazione del FAI, che è sempre presente e collabora da quest'anno in modo particolare con tutti noi, con la Fondazione del Romanico e con l'associazione, per iniziative comuni, in modo che questo grande patrimonio che noi vogliamo aiutare a far scoprire è tutelato chiaramente anche dal FAI nazionale e in questo caso dal FAI Sardegna. Quindi lascio la parola adesso al professor Mangino e ci parlerà di bovini e felini, l'eterna lotta tra il male e il bene. Prego. Grazie. Si sente? Si sente? Mi tolgo la mascherina giusto per poter respirare un attimino. Innanzitutto ci tengo a ringraziare tantissimo l'associazione Amici del Romanico per avermi invitato a questo ciclo di conferenze che ho potuto sperimentare l'anno scorso, che sono veramente molto efficaci e molto interessanti. Come è già stato anticipato, mi occuperò di bovini e di felini, quindi nella scultura sarda andiamo a vedere quello che è presente. Intanto, per cominciare, la cosa più importante, iniziamo a vedere come vengono rappresentati, come vengono descritti all'interno dei bestiari. Iniziamo dal toro, dal bue e dal vitello, che sarà il primo animale di cui andremo a trattare. Innanzitutto, nel toro è presente in tutte le culture sia europee che non europee, culture antiche.
viene intravisto come simbolo di forza generatrice, esuberanza e vitalità, e soprattutto è considerato il capo della mandria. Infatti per la Torah è il principale animale sacrificabile, in quanto il bue, essendo castrato, non poteva essere sacrificato in quanto animale non puro, un animale impuro. Come detto, era il principale animale sacrificabile, in quanto era ricollegato alla rinascita, e quindi il toro era molto importante nelle antiche civiltà. E già nel secondo secolo, possiamo, giusto per citare un mito, un culto, quello di Dio Mitra, dove veniva sacrificato, il toro veniva sacrificato come emblema del toro primordiale, cioè colui che aveva generato tramite il suo sacrificio e il versamento del suo sangue tutti gli altri esseri. E infatti già gli autori cristiani non esitano a vedere, così come per l'ariete che viene individuato come guida del gregge, nel sacrificio del toro la prefigurazione della passione e morte di Cristo. Ancora, il bue invece, a differenza del toro, è un simbolo di bontà, di tranquillità e forza pacifica, è simbolo del lavoro del sacrificio. Nei proverbi viene citato: dove mancano i buoi è vuoto il granaio, ma l'abbondanza della raccolta sta nella forza del bue. Questo perché già nel Medioevo, già anche prima, le popolazioni sapevano l'importanza del bue. Il bue aiutava ad arare i campi, ci voleva molto tempo per poterlo allevare e costava tantissimo, e quindi non poteva essere sacrificato come animale alle divinità. Tant'è vero che nel Medioevo il lavoro dei campi dei bovini viene assimilato metaforicamente al gravoso compito dell'evangelizzazione, che deve arare i terreni non sempre fertili di questo mondo, dove i predicatori devono dimostrare di avere le medesime qualità del bue. Questo vuol dire che il bue era un animale molto importante e veniva appunto assimilato come i predicatori, i quali andavano a predicare nelle terre dove la fede non era ancora arrivata, e si sacrificavano con il loro lavoro, come il bue si sacrificava col suo lavoro per arare e rendere fertili i campi, e dovevano avere quindi questi predicatori le sue stesse caratteristiche: mitezza d'animo, resistenza alla fatica e disponibilità a seguire gli ordini del padrone, che era il Signore, in questo caso il Signore Dio. Ancora, per quanto riguarda il vitello, invece il primo pensiero a cui ci si rifà è la rappresentazione dell'idolo straniero pagano, soprattutto se lo pensiamo a quando Mosè, discendendo dal monte Sinai, vide che gli ebrei, la sua popolazione, gli ebrei stanchi di aspettarlo, avevano costruito e innalzato un idolo d'oro con le sembianze di un vitello. È per questo che il vitello viene rappresentato in accezione negativa. Andando a vedere le principali raffigurazioni che troviamo in Sardegna, possiamo iniziare dalla chiesa di San Giuliano a Selargius, una piccola chiesa a sviluppo longitudinale, trinavata, dove abbiamo questa bellissima raffigurazione di una testa di bue che sta nella mensola della lunetta del portale, che sono questi due quadratini che vedete. Quello di sinistra è questa testa di bue, mentre nella destra abbiamo la rappresentazione di una testa di un ariete. Per poter comprendere la valenza e l'interpretazione di queste due raffigurazioni, dobbiamo capire che l'ariete, come detto prima, è il leader del gregge. È un animale privilegiato da offrire sacrificio a Dio, tant'è che lo ritroviamo nelle Sacre Scritture quando ad Abramo gli viene chiesto di sacrificare il suo figlio Isacco, lui lo sostituisce con un ariete, prefigurando così il sacrificio di Cristo sulla croce. Ed è per questo che l'ariete, in quanto capo del gregge, è accostato a Cristo, il quale è capo della sua Chiesa. Come possiamo leggere questa raffigurazione? Questa raffigurazione la dobbiamo leggere con Cristo, che è l'ariete, che si affida ai predicatori, che sono rappresentati dalla testa del bue, che si affida a loro per diffondere il loro verbo, come appunto i contadini si affidano ai buoi per arare i campi. Sono delle similitudini, però nel Medioevo queste erano molto importanti.
perché dobbiamo considerare che la scultura era un mezzo di divulgazione di pensieri, di idee, soprattutto per una popolazione che diciamo era per la maggior parte analfabeta. Andando avanti abbiamo la chiesa di Santa Maria di Utah, che presenta un complicatissimo ciclo scultoreo, soprattutto nei peducci degli archetti, e qui troviamo 3 rappresentazioni del toro e del vitello. Per l'esattezza abbiamo una prima rappresentazione, che è questa cerchiata in tondo, su una mensola della facciata, più altri 2 laterali. E sono per esattezza 2 peducci con la testa di toro e una con la testa che è stata, diciamo, identificata come vitello. Il toro, come abbiamo detto anche prima, rappresenta una forza generatrice, il sacrificio e la prefigurazione della passione. Mentre per quanto riguarda il vitello viene subito, come ho anticipato prima, assimilato ad un idolo pagano e quindi all'evento biblico raccontato nelle storie di Mosè. Ovviamente queste sono solo delle considerazioni, considerate che a fianco ad ognuna di queste ci sono altri animali, altre rappresentazioni, e quindi il programma iconografico e iconologico è molto molto complesso ed è anche di difficile lettura. Diciamo che con le rappresentazioni che abbiamo in Sardegna, le principali rappresentazioni per quanto riguarda il toro o il bue o il vitello sono queste. Non ci sono altre presenze, o perlomeno io non ho rilevato altre presenze al momento. Scusate, a parte ovviamente quella che avete qui a pochi passi. E per esattezza suppongo che fosse una parte del vecchio convento di San Francesco di Oristano, e c'è proprio una mensola con protome taurina. E anche qui possiamo dire che si può alludere al sacrificio del toro, però siccome siamo in un contesto frammentario, dove oltretutto possiamo vedere molto probabilmente faceva parte di un complesso iconologico, iconografico molto più elaborato, di cui ormai oggi rimane solo questa parte. Questo toro, questa rappresentazione del toro, possa essere messa in relazione con la figura soprastante, e quindi, se così fosse, potremmo alludere che sia addirittura il simbolo del tetramorfo dell'Evangelista Luca, ma ci dovrebbero essere a questo punto anche gli altri 3 simboli che sono purtroppo andati dispersi nel tempo con la rovina della chiesa. A questo punto abbiamo il leone, che è il re degli animali per quanto viene decantato all'interno dei bestiari e anche dalle tradizioni popolari. È sicuramente emblema di forza e di coraggio. Abbiamo detto che è descritto come re degli animali, ha una vastissima diffusione simbologica in tutto il mondo, anche dove non è presente, e soprattutto è molto utilizzato in araldica, nella sua versione rampante, sia singolo che in coppia, che 2 leoni affrontati. C'è una vastissima diffusione. Oltretutto in Oriente, laddove non è presente, incarna la forza che incute il timore e viene utilizzato come guardia del tempio, al pari del drago, che qui in Occidente invece è considerato una forza maligna. Però questo stesso ruolo intimidatorio e protettore viene utilizzato, lo ritroviamo anche presso i templi egizi, Titti, Assiri e Babilonesi. E soprattutto anche come segno di potenza lo ritroviamo nei troni, principalmente nei troni medievali, dei principi medievali, sia dei re che quelli della Chiesa, che i vescovi, i papi, tutti usano il simbolo del leone perché è il segno di potenza, di rispetto, di forza. Ancora, in India viene considerato come il demone della morte, mentre in Egitto la dea della morte, Sashmet, spero di averlo pronunciato bene, è rappresentata come una leonessa assetata di sangue. E sempre in Egitto c'è un'iconografia molto particolare,
che vede due leoni contrapposti che si rivolgono alle terga. Questo per simboleggiare il sorgere del sole, il suo tramonto o il suo risorgere. E ancora, anche in Grecia ovviamente conosciamo tutti la storia di Ercole, il mito di Ercole che uccise il leone Nemeo, di cui poi indossò la pelle diventando il suo attributo, uno dei suoi attributi più conosciuti. Poi ovviamente tutte queste raffigurazioni nel tempo verranno anche reinterpretate e avranno un ruolo molto importante nella simbologia figurativa cristiana, alle quali si aggiungeranno appunto le varie storie all'interno dell'Antico Testamento, più tutte quelle descrizioni che saranno aggiunte successivamente nei bestiari medievali. Ancora, molto importante, nella simbologia cristiana sarà il contrasto tra la natura divina e la natura umana di Cristo, che verrà proprio riscontrata nella figura del leone, il quale rappresenterà un simbolo della sua resurrezione. E punto di riferimento per tutto il Medioevo sarà il Fisiologo, scritto tra il secondo e il terzo secolo d.C., dove al leone vengono attribuite tre diverse nature. La prima è quella che lui nasconde le sue tracce con la coda quando cammina, questo perché anche Cristo nascose la sua presenza fino alla sua rivelazione. La seconda è che dorme sempre con gli occhi aperti, vigila, come Cristo vigilava nel momento della sua morte. E la terza è che quando una leonessa, dà alla luce dei leoncini morti, dopo 3 giorni il padre, il leone, viene, soffia sul muso dei leoncini e li riporta alla vita, prefigurando quindi la risurrezione dopo la morte. Però è molto importante anche dire che ogni animale ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi e il leone non fa eccezione, perché la sua forza viene vista come negativa, minacciosa e perciò da vincere. Questo viene visto soprattutto in riferimento alla sua natura selvaggia e alla sua potenza, e questo viene assimilato soprattutto verso i nemici politici e verso la figura del demonio. Ora, le prossime slide che vedremo sono precedenti al periodo romanico, ma servono per poter capire come si è evoluto man mano la figura del leone nel corso del tempo. Questi due Plutei si trovano a Maracalagonis, sono della metà del X secolo, non sono della chiesa che è menzionata, ma sono custoditi in questa chiesa di Santa Maria degli Angeli, e sono dei Plutei che presentano un leone e una leonessa, facilmente riconoscibili dagli attributi, e provengono dalla chiesa di Santo Stefano, forse, perché non si è sicuri, e sono visti e interpretati come guardiani del Tempio. Questo perché molto probabilmente facevano parte di quell'antica recinzione presbiteriale che era predisposta all'interno delle chiese, e quindi dovevano fare da guardia la parte più importante della chiesa, il presbiterio. Stessa funzione questi due Plutei, di cui uno, come potete vedere, quello di destra, è multiplo della parte anteriore del leone, che sono conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e sono stati rinvenuti in mare presso l'isola di San Macario. Anche questi due dovevano fungere con la stessa funzione di protettori, di custodi del Tempio. Questo molti di voi lo riconosceranno, ce l'avete alle spalle, è il Pluteo con leoni che adunghiano vitelli o a volte anche interpretati come cervi. Anche questo è molto probabilmente precedente al tempo di interesse, però è molto importante perché prefigura la pace tra gli animali alla venuta del Messia. Questo
può essere rilevato tramite un passo di Isaia che ci dice infatti che il vitello, il leone e la pecora staranno insieme, e questo lo possiamo notare, lo possiamo notare vedendo il fatto che i leoni non stanno azzannando, diciamo, questi due vitelli, stanno guardando lo spettatore e sembra più che altro che li stiano proteggendo. Ecco perché il riferimento alla pace tra gli animali alla venuta del Messia. Ancora, anche quest'altro Pluteo qui presente, che presenta Daniele nella fossa dei leoni, è molto molto importante e molto problematico anche la sua lettura, perché va interpretata, non vuol dire solo Daniele nella fossa dei leoni che si salva. Noi vediamo Daniele al centro che protende la mano verso un grappolo d'uva, alla sua destra c'è il re Ciro, che è la prima figura, la figura centrale, diciamo, che è costretto da una figura armata ancora più a sinistra a consegnare Daniele affinché sia messo e giustiziato nella fossa. Però possiamo vedere anche l'arrivo di Abacuc, trasportato dall'angelo del Signore, che va a consegnare a Daniele la volontà del Signore, che se lui si affiderà a lui sarà salvato dalla sua terribile fine, diciamo. Come possiamo vedere ci sono 4 leoni che sono messi, diciamo, sul lato dei personaggi terreni, mentre altri 3 sono sul lato del personaggio, diciamo, divino, mettiamola così, divino. Questo perché? Perché i leoni hanno in questo caso una duplice valenza in base al loro riferimento e alla loro disposizione. Innanzitutto il leone o i leoni sono visti come Lucifero, perché stanno per attaccare e sbranare Daniele. Ma questi leoni sono stati ammansiti dalla volontà del Signore, quindi non attaccandolo, questi 7 leoni sono visti come i peccati e le virtù. E ci sono 7 peccati capitali, come i 7 leoni, 4 più 3, 7, 4 sono le virtù cardinali, 4 leoni di sinistra, e i 3 di destra sono le virtù teologali. Quindi c'è tutto un messaggio molto elaborato al suo interno, che è anche, diciamo, di difficile interpretazione per gli occhi di un qualunque spettatore. E lo stesso per gli occhi del pubblico del Medioevo doveva essere spiegato. Okay. Lo stesso, un'altra scena con Daniele nella fossa dei leoni la troviamo a Zuri, nella chiesa di San Pietro di Zuri. Una bellissima chiesa, è presente in questo capitello di facciata, una chiesa che è stata ovviamente salvata dalla distruzione durante la costruzione della diga per il lago Amodeo, e quindi è stata ricostruita. Ma anche qui vediamo lo stesso schema, Daniele in mezzo ai leoni che sembrano ammansiti per l'intervento del Signore. Diciamo, questo è uno schema più semplificato rispetto a quello del Pluteo di Oristano. E arriviamo a Santa Giusta. Santa Giusta, una chiesa importantissima per la zona, che presenta invece 2 fantastiche sculture sull'architrave del portale maggiore. Vi sono scolpiti 2 fantastici leoni, una leonessa e un leone, facilmente riconoscibili dai loro attributi, oltre al fatto che la leonessa porta incisa sulla coscia una croce. Così a prima vista si tenderebbe a pensare che sono i guardiani del Tempio, coloro che dovrebbero garantire la giustizia. Però ci sono almeno 2 elementi che non possono accordarsi con questa tesi. Il primo, non rivolgono lo sguardo fra di loro, si rivolgono alle terga. E il secondo è, che vedremo dopo, quindi questo è un problema molto importante, perché sono stati posizionati così.
Per sciogliere questo primo dubbio bisogna esaminare molto a fondo i capitelli sui quali sono poggiati, che presentano delle rappresentazioni floreali di foglie d'acqua, ma sui lati, vicino al portale, questi due cerchiati, scusate se le foto sono un pochettino sfocate, ma si dovrebbe capire, sono due leoncini. Questi due leoncini sono i veri guardiani del Tempio, coloro che sono disposti a guardare il Tempio, a infondere timore ai fedeli che si accingono ad entrare con anima non pura, e quindi sono questi due da interpretare come i veri guardiani. Non è un caso isolato né in Italia né in Europa, infatti vi ho portato un caso di Pisa, della chiesa di San Paolo a Ripadarmo, a Pisa del XII secolo, dove esattamente in un capitello, in un solo capitello, quello cerchiato, potete vedere, è la testa di un leoncino che guarda verso l'ingresso. E quindi non è un caso isolato il nostro. Non sono tantissimi, però qualcuno c'è. Ancora, per rimanere ancora in tema di guardiani, di guardiani del Tempio, di guardiani della giustizia ecclesiastica, torniamo ancora una volta a Utta, dove, sempre in facciata, in questi due peducci in alto, abbiamo due rappresentazioni di teste leonine, sicuramente della stessa mano, scolpite dalla stessa mano, anche se quella di sinistra è molto più rovinata. La loro funzione è chiara: guardano verso l'ingresso, verso coloro che si stanno accingendo ad entrare, quindi sono i guardiani del Tempio, coloro che devono oltretutto garantire la giustizia ecclesiastica. Ancora, altri due leoni, questa volta sono in posizione rampante, si trovano ad Orianova, sempre in facciata, non sono sul portale, sono decentrati. E come dicevo, la loro raffigurazione è molto diversa. Sembrano più quelli che vediamo sulle bandiere degli stemmi nobiliari. Infatti per questo vengono detti in posizione rampante. Cosa possiamo dire di questi? Innanzitutto, guardiani del Tempio sicuramente, garanti della giustizia ecclesiastica sicuramente, ma perché? Non l'ho anticipato prima, lo anticipo proprio adesso, lo dico proprio adesso. Perché? Perché nel Medioevo, durante le riunioni popolari, i processi che si svolgevano sui sagrati delle chiese e i giudizi che venivano formulati erano accompagnati da una nota formula: inter leones et coram populo. Tra i leoni e davanti al popolo. Tra i leoni perché erano garanti della giustizia ecclesiastica e divina, e quindi era inappellabile, e il popolo faceva da testimone. Stessa funzione anche i due leoni presenti nel portale laterale, nell'architrave del portale laterale di Tratalias. Hanno la stessa medesima funzione. E ecco una cosa che non ho detto: tutti questi due raffigurazioni di leoni hanno, tranne i due rampanti di Dolianova, hanno la stessa rappresentazione, se guardate. Stessa impostazione delle gambe, stessa impostazione della testa, ma soprattutto stessa impostazione della coda. La coda passa sotto il ventre e finisce sopra più o meno le cosce. Hanno tutti la stessa impostazione. Forse qui non si vede bene, la faccio allora. Hanno tutti la stessa impostazione, vedete, qui si vede meglio, c'è la coda, questa è la coda che passa sopra la coscia, qui, e lo stesso il leone maschio ce l'ha qui, tant'è che la parte della coda finale è qui. Hanno tutti la medesima rappresentazione, ed è importante, vuol dire che questa era la rappresentazione, diciamo, basilare per rappresentare il leone. Non poteva essere rappresentato probabilmente in altro modo.
i due picchiotti di Piacentino, che si trovano sempre in Pedoristano, bellissimi in bronzo, da cui sappiamo chi li ha commissionati e perché, sappiamo tutto. Cosa potevano significare? Anche questi guardiani del Tempio, sicuramente perché erano inseriti nel portale della chiesa. Ups, scusate. Garanti della giustizia ecclesiastica anche, ma soprattutto erano anche fonte di potere, un emblema di potere temporale e potere spirituale. Perché? Perché c'è il nome di Mariano, che era giudice, e c'è il nome dell'arcivescovo Torgo Turio. Erano le due massime autorità, dovevano rappresentare il potere di queste due autorità. Ancora, anche per questi vi ho portato un bellissimo confronto con un battente del portone della Basilica di Sant'Ambrogio, che viene interpretato come guardiano del Tempio. Per quanto riguarda invece tutta la scritta che lo avvolge, purtroppo ho provato a cercare, ma dalle fonti non è ancora stata decifrata, quindi è ancora un ignoto. Tornando ai leoni di Santa Giusta, come vi stavo dicendo, ci sono due problemi. Il primo era la posizione, e abbiamo capito il perché. Il secondo è il significato. Che significato possono avere questi due leoni? Innanzitutto non sono guardiani, abbiamo detto che non sono guardiani, non sono bestie infernali, non sono guardiani, non sono bestie infernali. Oltretutto la leonessa ha una croce incisa, e questa iconografia non si attiene, con quella del leone antropofago, divoratore di animali, in quanto ha un aspetto pacifico rispetto a quelli che vedremo successivamente. Ha relativamente un aspetto pacifico, e questo lo capiamo anche perché i due cervi fra le sue zampe non sembrano avere timore, sembrano più che altro essere protetti. Uno degli attributi più alti che viene attribuito al leone nel Medioevo è quello di giustizia. Giustizia. Perché? Perché nel Medioevo, come abbiamo detto prima, garantivano la giustizia, la giustizia ecclesiastica e quella divina durante i processi, durante le riunioni. Ma non solo questo, questa croce che noi vediamo qui è molto importante, perché è un riferimento alla giustizia, non solo quella terrena, ma anche quella divina, perché la croce è il vessillo di Cristo in terra, il quale ha sconfitto il male. Anche questa croce sulla coscia della leonessa non è molto diffusa nell'ambito dell'iconografia medievale. Io ho trovato un esempio in Italia, in un cappitello riutilizzato come acquasantiera della Santissima Trinità di Venossa del XII secolo. Potete vedere il leone con la croce qui sulla coscia. Non sono tantissimi gli esempi che si possono trovare in giro per l'Italia e quasi zero in Europa. Quindi è una cosa, è un evento molto importante, e c'è dei riferimenti molto importanti dal punto di vista poi iconografico e cronologico. E quindi abbiamo detto che il leone incarna la giustizia di Cristo, che è colui che ha sconfitto la morte e si appresta a punire il peccato nel giorno del giudizio. Il leone incarna la giustizia di Cristo, è la vera giustizia, che è quella che porta la salvezza degli uomini, che avviene tramite la passione e la risurrezione di Cristo. E il simbolo di questa salvezza è proprio la croce che è incisa nella leonessa. Incisa non è a rilievo, è proprio incisa, come se fosse incisa nella carne della leonessa. E questo è molto molto importante. Oltretutto dobbiamo fare anche un altro pensiero, in quanto
chi ha scolpito questi leoni aveva sicuramente molto bene a mente il Pluteo che avete alle spalle, quello con i due leoni che agguantano due vitelli, e quindi è un rimando alla pace fra gli animali, visto però con un tema molto più complicato, dove il leone abbiamo detto che incarna la giustizia, però per poter capire bene il perché incarni questa giustizia bisogna anche capire che funzione ha il cervo. Il cervo nei bestiari è un animale molto non trattatissimo, diciamo, non ha molte non dico virtù, però è trattato, ma è molto molto importante, in quanto uno dei passi più importanti all'interno della Bibbia, nei Salmi, dice che come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Questo perché? Perché il cervo è la fede, viene interpretato come la fede. La fede che anela di poter essere con Dio. Questo perché? Perché il cervo, rappresentando la fede, è in senso ampio, più ampio, il fedele. E quindi è il fedele che crede, e quindi che crede, brama la salvezza in attesa che Dio gliela conceda dopo la morte. Quindi è un programma che è stato pensato in maniera molto molto articolata, anche perché dovete pensare che quando fu costruita la chiesa di Santa Giusta, fu costruita perché Santa Giusta? Perché giusta in latino vuol dire giusta, giustizia è conforme alla giustizia. Questo era molto importante perché chi ha costruito la chiesa voleva dare un punto fermo sul territorio, cioè ribadire che la chiesa era presente, che dava e garantiva protezione, e la sua giustizia, sia terrena che ultraterrena dopo la morte. Un altro leoncino lo troviamo a Suelli, in una mensola. Abbiamo un leone che potete vedere presenta anche qui la stessa impostazione, la coda che passa sotto il ventre e finisce, diciamo, sulla schiena del leone. In questo caso non si vede benissimo, ma stringe tra le fauci un ariete. L'ariete, che come abbiamo detto prima era il leader del gregge, l'animale privilegiato da offrire sacrificio a Dio, e quindi abbiamo il male che sta aggredendo il bene. Il male è rappresentato dal leone, il bene è rappresentato dall'ariete. E infatti questa è l'unica rappresentazione che ho trovato in cui il leone è proprio interpretato come animale maligno, ovvero sta andando a prefigurare ciò che sarà il sacrificio di Cristo sulla croce, perché sta, diciamo, aggredendo la Chiesa. La Chiesa in questo caso è rappresentata da Cristo, che è l'ariete. Ancora altri leoni. Questa è una rappresentazione molto particolare. In Sardegna non ci sono altre rappresentazioni con due leoni monocefali, ovvero sia due leoni che hanno la stessa faccia, che presentano la stessa faccia. Questo è un architrave, è il vecchio architrave, diciamo, del Duomo romanico di Cagliari. Oggi è conservato presso il Museo del Duomo di Cagliari. È frammentario, diviso in 3 parti. Questa è un'immagine degli anni 90 ed era ancora integro. Cosa potrebbe rappresentare? Anche perché noi oggi del Duomo di Cagliari, nella versione medievale, abbiamo dei frammenti e possiamo basarci solo su quei frammenti, non possiamo avere un completo quadro della loro iconografia e del loro significato, quindi dobbiamo basarci su quello che stiamo vedendo. Innanzitutto è molto probabilmente la rappresentazione simbolica del 2 in 1, ovvero si fa riferimento alla lettera degli Efesini, dove Cristo viene rappresentato
viene descritto come la convergenza delle due cose, cioè degli ebrei e dei gentili e della dimensione carnale e spirituale in una soltanto. Questo perché? Questo perché ci fa pensare così all'allusione alla risurrezione sia dell'anima che del corpo, che è ottenuta grazie a Cristo. Cristo è risuscitato e rappresenta la fusione delle due cose, l'anima e il corpo. E anche qui vi ho portato un esempio. Qui siamo a Siena, presso Castelnuovo dell'Abate, e c'è un capitello dove viene presentato, dove si presentano due leoni monocefali. Però nei capitelli, facciamo attenzione, è un espediente, perché i capitelli hanno quattro facce e molto spesso nella parte d'angolo andavano a convergere i due animali, quindi si realizzava una sola testa, in modo tale che da ogni parte che si vedesse sembrasse sempre soltanto un unico animale. A Orottelli abbiamo nel campanile un complesso programma scultoreo, frammentario, sia su questo lato che sull'altro. Su questo lato possiamo vedere due rappresentazioni, una sorta di anguilla, che è stata interpretata come un mostro marino, e l'animaletto più sopra nella solita posizione del leone, un leoncino. Che significato avranno? Innanzitutto l'anguilla è stata identificata o con un passo delle storie di Giona, e quindi che viene ingoiato dalla balena, risputtato, e quindi si prefigura la rinascita, o tramite un'idra, molto probabilmente un'idra, la quale ha una natura molto particolare, che è quella di quando incontra un coccodrillo, tende ad andare a arrotolarsi nel fango per gettarsi nelle sue fauci e poi uscire dal suo ventre, prefigurando così la rinascita di Cristo. E lo stesso il leone viene interpretato come le tre nature del leone, quelle che ho descritto prima. Quindi questa possiamo dire è una prefigurazione alla rinascita, anche perché se avete visto l'immagine di prima, quella precedente, questa, il campo verde qui sotto, verso cui stanno guardando, in antichità era il vecchio cimitero della chiesa, e quindi era una sorta di visione del futuro. Un giorno ritorneremo alla vita, come Cristo è risorto dopo la morte. Ancora leoni, sempre nella stessa posizione, accovacciati, con la coda passante. Questi però molto probabilmente sono più tardi rispetto al periodo romanico. Si trovano a Dorianova, sono all'interno della chiesa e sono stilofori, ovvero sia portatori di colonna, perché sopra la loro schiena è proprio impostata la colonna. Cosa molto importante, questi due leoni sono visti come, interpretati come custodi del Tempio. Ma quale Tempio? Visto che non sono né all'entrata né impostati sul presbiterio, ma bensì sul custodi di una delle parti più importanti, il fonte battesimale, ovvero sia quel luogo dove i nuovi cristiani vengono battezzati e introdotti alla vita della comunità cristiana. Questa è la loro posizione. Come dicevo, in questo caso simboleggia appunto la forza che sta a guardare lo spazio sacro. Lo spazio sacro in questo caso è proprio il fonte battesimale, come vi stavo dicendo. Ancora, altri leoni stilofori, che oggi sono impiegati con altra funzione, li troviamo presso la cattedrale presso il Duomo di Cagliari, a Castello, e sono di metà 1100, del 1159-62, ma arrivarono a Cagliari solo nel 1312 con i pisani, quando nel Duomo di Pisa fu sostituito il pulpito, e il pulpito allora presente a Pisa fu portato a Cagliari. Tant'è vero che oggi il pulpito
il pergamo di Guglielmo è smembrato, lo troviamo diviso in due pezzi, in due cassoni, diciamo in due parti, addossato alla controfacciata della cattedrale, mentre i leoni sono utilizzati come parte terminale della ringhiera che dà l'accesso alle scalinate dell'altare. Hanno avuto, diciamo, scarso impatto sulla scultura sarda del periodo, perché sono arrivati troppo tardi, ma sono molto importanti da questo punto di vista nell'analisi dei leoni. Il primo che vi presento è questo, il leone con il drago. Il drago, vi stavo dicendo all'inizio che il drago in Oriente è visto con le stesse qualità del leone, ma cioè in Oriente sì, ma in Occidente invece è un puro concentrato di malvagità, è sintesi di cattiveria, è feroce come nessun'altra belva ed è implacabile più di qualsiasi altro predatore, mentre in Oriente è una forza che incute timore ed è guardiano del Tempio. C'è una diversità di vedute ed è anche molto usato in araldica, stranamente, perché in araldica in Europa ha la prevalenza del ruolo mitologico di custodia, di vigilanza e di potenza, tutto il contrario. Se per nei bestiari il serpente viene diciamo identificato come l'incarnazione del demonio, il drago invece è il signore dei demoni. Quindi, essendo il signore dei demoni, possiamo leggere la sua rappresentazione in questo modo. Il leone rappresenta il bene, che sconfigge il male, che è il drago. E quindi è Cristo che sta dominando sul demonio, che sconfigge il demonio. Un'altra rappresentazione, sempre dei leoni, di Guglielmo, è il leone che lotta con un orso, perché quello che c'è sotto è un orso. L'orso in ambito celtico e germanico è considerato il re degli animali, come il leone per noi, diciamo, perché ovviamente nei paesi nordici i leoni non c'erano, il vero re della foresta era l'orso, tant'è che era un animale che poteva tantissima paura. Pensate a un orso che carica una persona e si mette a due zampe, doveva essere qualcosa di terribile da trovarsi di fronte nel Medioevo. E anch'esso, stranamente, è molto diffuso in araldica. E di più, nei paesi germanici il termine orso viene utilizzato anche nei nomi, Ursus, Orsos. Nei testi biblici l'orso è l'incarnazione dell'ira, tant'è vero che è quella rabbia furiosa che viene paragonata alla collera di Dio. Il quale, ovviamente sdegnato per il tradimento e l'infedeltà degli israeliti, li assalirà come un'orsa privata dei figli, perché non c'è niente di più pericoloso tra gli animali di un'orsa a cui vengono sottratti i figli, i cuccioli. E così diventa anche metafora di una violenza che una volta che si è scatenata non si riesce più a contenere. Nella Bibbia uno dei passi più importanti è quello che riguarda il profeta Eliseo, che si dice fosse calvo e che per causa della sua calvizia era sbeffeggiato dai ragazzi, tant'è che lui li maledirà e ne farà sbranare una quarantina da un'orsa che esce dal bosco. Ma perché questo? Questo perché la calvizia di Eliseo era vista come la sua tonsura, e quindi la tonsura, l'offesa, era un'offesa a Dio, a un suo servitore, e quindi Dio si adira e scatena la malvagità, in questo caso rappresentata dall'orso. L'arte medievale riprenderà la figura dell'orso con delle varianti. In alcuni casi ne farà anche simbolo del diavolo, e anche in questo caso il leone è il bene, l'orso è il male, ma soprattutto possiamo leggerlo anche come la vittoria della ragione sull'ira.
Ancora, un'altra rappresentazione, il terzo leone con il toro o il bue. Anche qui possiamo pensare al vitello, cioè alla pace tra gli animali alla volontà del Messia, quindi il vitello, il leone e la pecora staranno insieme, quindi potremmo leggerla così. O ancora come il leone uguale a Cristo e il bue uguale ai predicatori, se ricordate quello che stavamo dicendo all'inizio. E quindi i quali, i predicatori, il bue, si affidano a Cristo nella loro opera di evangelizzazione, si danno a Lui, insomma. Il quarto leone è anche il più difficile da interpretare, perché abbiamo un leone. Se guardiamo l'immagine di destra, vediamo un leone con un animale, che di lì per lì non si capisce che cos'è, è un cavallo comunque. Tant'è che ho messo due immagini diverse proprio per farvi vedere la differenza. Qui a sinistra si intravede il piede, la gamba e il braccio del cavaliere. Purtroppo, come potete vedere, è mutila la testa e quindi la rappresentazione non è completa. E questa presenta molte difficoltà di lettura. Cosa potrebbe significare? Scusate, ci fosse l'altra slide. No. Io questa l'ho letta come il leone che rappresenta la Chiesa e che trionfa sul male e quindi che rappresenta sul male, che sarebbero praticamente i nemici terreni della Chiesa, che sono rappresentati dal cavaliere e il cavallo che sono stati aggrediti. Ma ancora, siccome questo si trovava a Pisa, potrebbe essere anche un'allegoria di Pisa rappresentata dal leone che sconfigge i propri nemici rappresentati dal cavaliere. Sono delle interpretazioni. Ancora, giusto per conoscenza, ci sono altri due leoni sempre nella Santa Maria di Utta. Questi sono all'interno, sono molto rovinati, oggi si trovano sotto l'altare. Questo perché sono erratici e molto probabilmente facevano parte della scomparsa chiesa di San Cromazio Utta Giosso. Praticamente a Utta c'erano due chiese romaniche, la Santa Maria e questa Santa Cromazio. Questa è San Cromazio, scusate. Purtroppo San Cromazio è andata distrutta nell'800, è andata proprio persa. E probabilmente questi due leoni facevano parte delle sculture che erano di questa chiesa. Ancora, il tetramorfo. Per chiudere il ciclo praticamente dobbiamo dire che sia il leone che il toro o il bue sono anche due emblemi degli evangelisti. Tant'è vero che il tetramorfo deriva dal greco tetra, 4, e morfo è forma di 4. Ed è una raffigurazione iconografica che è composta da 4 elementi e che si rifà a una simbologia di origine medio orientale. Mentre nella tradizione cristiana e soprattutto nella storia dell'arte quel termine viene utilizzato per identificare proprio gli emblemi che identificano i 4 evangelisti. E abbiamo un bellissimo esempio in Sardegna che si trova a Sarroch, un'acqua santiera realizzata nella prima metà del XII secolo da un capitello di epoca romana, dove abbiamo una bellissima raffigurazione del leone, sempre nella solita posizione, di un toro barra bue, e poi più piccolini li ho messi giusto per completezza, l'aquila è un personaggio alatto, un angelo, un uomo alatto. Questo perché? Perché l'uso di rappresentare gli evangelisti con gli animali risale al tempo del profeta Ezechiele, il quale fu deportato a Babilonia e avrà così l'occasione di poter osservare tutte quelle raffigurazioni misteriose nei palazzi e nei templi mesopotamici. E questo ne parlerà nelle sue visioni, dove lui avrà una visione di 4 creature
che avranno appunto le sembianze di uomo, leone, aquila, bue e toro. Ma ci sarà da associare però questi diciamo 4 elementi successivamente diciamo ai 4 evangelisti. Sicuramente Sant'Ireneo nel secondo secolo avrà molta importanza, perché sarà il primo che associerà queste figure all'emanazione della divinità di Cristo, e quindi l'uomo sarà la sua incarnazione, il leone che rappresenta la potenza vincente sarà la sua resurrezione, il vitello il suo sacrificio e quindi la passione, l'aquila la Pentecoste perché sarà l'effusione dello Spirito Santo. Ma ancora tra i padri della Chiesa, tra i dottori della Chiesa, anche San Girolamo nel IV-V secolo sarà il primo che farà un'attribuzione definitiva di ogni animale ad uno degli evangelisti, così che Matteo sarà l'uomo, Marco leone, Luca vitello e Giovanni l'aquila. Ma soltanto diciamo con Gregorio Magno, il quale riprenderà l'emanazione divina di Cristo di Ireneo e ribadirà l'assegnazione ai Vangeli, tenendo conto anche delle introduzioni di ciascuno di essi, darà definitivamente ad ognuno dei 4 evangelisti il proprio tetramorfo, la propria raffigurazione. Quindi l'incarnazione, che è l'uomo, sarà di Matteo, la passione, il bue, a Luca, la resurrezione, che è il leone, a Marco, l'ascensione, che è l'aquila, a Giovanni. E questo lo possiamo proprio leggere nei passi introduttivi dei Vangeli. Marco è raffigurato come leone poiché nel suo Vangelo inizia con la predicazione di San Giovanni Battista, che dice la voce di uno che grida nel deserto, si eleva simile a un ruggito di leone. Ecco perché è rappresentato come leone. E Luca, che è raffigurato come vitello o toro, bue, perché il suo Vangelo inizia con il sacerdote Zaccaria e il suo rito sacrificatore, il quale sacrifica un bue perché Dio gli dice sacrifica il bue e avrai un figlio, anche se lui e la moglie erano in età molto avanzata. E queste sono le rappresentazioni e le attribuzioni dei tetramorfi. Per concludere vorrei citarvi una frase di un discorso di Angela Maria Romanini, che era una storica dell'arte. Questo è un discorso che tenne durante un riferimento ai cantieri medievali, dove diceva che il loro lavoro si fondava anzitutto sui programmi iconografici, non meno fondamentali dei programmi tecnici e artistici. E programmi iconografici significa, in questo contesto, un edificio elaborato con una somma di conoscenze anzitutto teologiche, ma anche filosofiche, letterarie e scientifiche. La somma, appunto, è il punto di arrivo del sapere raggiunto, ogni volta nei casi e nei luoghi singoli. Di fatto l'edificio di culto nel Medioevo è anche questo, non solo uno spazio dedicato alla preghiera individuale e di gruppo, ma anche uno strumento di promozione culturale, sia pure con il valore di exemplum morale, pari a quello dei caratteristici esempla, oratori o sermones ecclesiastici del tempo. La Chiesa è dunque una sorta di interpretazione globale del mondo in figura. Questo perché? Perché laddove le rappresentazioni scultoree sono complete, noi possiamo leggere quello che è il loro pensiero. Laddove sono incomplete, abbiamo delle parzialità, delle supposizioni. Per l'uomo del Medioevo la scultura era la Bibbia. Loro la vedevano e la sapevano già interpretare, sapevano cosa voleva dire e che cosa gli stava dicendo. Grazie. Ringraziamo dottor Mangino di questa interessantissima relazione che probabilmente avrà suscitato qualche domanda, qualche interesse, qualcosa in più
anche in tutti voi che l'avete seguita. Quindi, come facciamo sempre, qualche minuto lo dedichiamo anche a qualche vostra domanda da rivolgere qui, approfittando della presenza di Marco, e qualche altra particolare o che è stato presentato o che conoscete, che molti di voi andando a visitare le chiese romaniche in Sardegna hanno visto, gli è rimasto magari impresso qualcuna di queste sculture, qualcuno di questi elementi, di questi animali che troviamo appunto nei peducci, che troviamo talvolta in lignei, talvolta scolpiti in pietra, in pietra la maggior parte, certo, nei capitelli e quant'altro, e sono raffigurati appunto nei punti, nei portali, all'interno delle chiese. Spesso nei peducci sono queste figure antropomorfe e anche comunque che rappresentano figure di animali. Quindi se a voi la parola, se qualcuno vuole fare qualche domanda, proseguiamo ancora qualche minuto, stiamo insieme, approfondiamo ancora di più questa relazione. Giorgio? All'inizio abbiamo parlato dei bovini, in particolare toro, bue e vitello, tutte e tre maschi. C'è la mucca, a me viene in mente la basilica di Saccargia, che pare anche debba il suo nome alla figura della vacca, almeno così ho letto, c'è questa interpretazione. La vacca, quindi la mucca, il bovino femminile, è ignorato tendenzialmente o ha una sua rilevanza? Allora, io tendenzialmente dico che è stato ignorato, perché leggendo nei bestiari, o perlomeno nei libri che ho consultato, non viene minimamente presa in considerazione. Quindi non so cosa possa rappresentare per l'uomo medievale al momento, dovrei approfondirlo. Ok. Faccio una domanda anch'io. Abbiamo visto che in tutti questi leoni, l'hai rimarcato anche tu, la posizione della coda è sempre la stessa. Ha un significato particolare la coda che passa sotto il ventre e va a finire sulla schiena? Allora, non viene specificato, molto probabilmente è solo un espediente iconografico per rendere la forma, perché comunque sia magari la coda svolazzante, diciamo, è più facile. Aspettate, allora. È più facile vederla nelle miniature. Infatti qui vediamo dei leoni, hanno tutti la coda quasi svolazzante, a parte gli ultimi due che si passa sotto il ventre, però non va a finire, diciamo, sul dorso, sta svolazzando. Probabilmente è un espediente scultoreo, perché comunque rende la svolazzante con la pietra molto più fragile, molto più fragile, complesso da rappresentare. No, invece a me ha dato l'idea di un segno di mitezza, immaginando, no, il cane per esempio, che quando è mite, quando è impaurito, mette, come si dice, la coda fra le gambe, quindi proprio la nasconde nel ventre. Non ha questa similitudine. Bene. Bene. Ci sono altre domande? Sì, probabilmente sì, hanno probabilmente la stessa interpretazione, sì. Anche se sono di un periodo successivo, diciamo. Sì, considerate che erano degli esempi per il popolo, erano la Bibbia del popolo praticamente, dovevano essere assimilate facilmente dal popolo, e quindi loro vedevano quello e sapevano già cosa voleva dire. Quindi probabilmente sì, avevano le stesse funzioni e significati. Prego. Questi animali ho capito che svolgono soprattutto un ruolo di guardiania. I leoni, sì. I leoni. Ma per svolgere questo ruolo si devono guardare. Devono guardare l'entrata della... Non tra la
diciamo che guardano loro, tra di loro, ma stanno guardando l'entrata. Sto parlando dei leoni, per esempio, che ci sono nella cattedrale di Oristano. Prima di salire sull'altare, noi vediamo questi grossi leoni con la coda tra le gambe che fuoriesce sul dorso e che si guardano. E che si guardano, sì. La funzione è quella di guardiani del tempio, in quel caso guardiani dalla parte più sacra del presbiterio. Quindi che siano fuori o che siano all'interno Hanno la stessa funzione, cambia magari solo diciamo, la funzione di cosa stanno proteggendo. ma neanche la dimensione, voglio dire. No. Lei ha detto che quelli che ci sono azzurri Sì, sono piccini, sì. giusto che si guardano e sono piccini, e invece quelli che sono all'esterno si danno la schiena. Quelli e sono di Santa quelli di Giusta. Santa Giusta. Sì, è classico, a Santa Giusta, sì, due leoncini Esatto, che perché nessuno hanno nota. un significato diverso i due leoni, mentre proprio i due leoncini che si guardano fra di loro e guardano verso l'entrata, sono loro che stanno proteggendo il tempio dalle forze maligne. E quelli che invece si davano la schiena che non avevano. Funzione di giustizia più tutto un programma molto complesso, perché chi l'ha elaborato aveva in testa tutta una serie di pensieri molto molto complicati. Nel volume che il professor Coloneo dedicò alla cattedrale di Santa Giusta c'è un'enorme parte, diciamo così, di questo lavoro dedicato proprio ai due leoni, dove viene rappresentata tutta una serie di falle similitudini con altri leoni presenti in altre parti d'Italia e non solo. E l'altra caratteristica, forse nella raffigurazione del leone mite in questo caso, quindi di tipo medio orientale, perché gli occhi di quei leoni sono un po' a mandorla, quindi sono leoni, il loro stile orientale, e quindi sicuramente chi si è ispirato a quella scultura ha ripreso il leone in quelle forme e in quell'atteggiamento tipico dei leoni rappresentati nel periodo, cioè nell'area medio orientale, riprendendo così anche le forme, in modo particolare quelle degli occhi, che sono così appunto tipiche di quell'area geografica. Giorgio ancora? Una domanda da chi ci segue dalla pagina Facebook. Avrei una domanda su una chiesa non sarda, ma che può forse essere comunque pertinente. Sul portone principale del Duomo di Foligno c'è un leone stiloforo che addenta un animale che sembra essere un grifone. Mi piacerebbe conoscere il significato. Il problema è non so il significato del grifone. Ok. No? Il problema Sì, è questo, mi devo informare. Purtroppo nei bestiari ci sono tantissimi animali, saperli tutti, conoscerli tutti non è semplice, per cui bisognerebbe vedere sia la rappresentazione che sapere poi il significato del grifone. E quindi magari a questa domanda ne approfittiamo per salutare gli amici che ci seguono dalla pagina Facebook. In una delle prossime, se non ricordo se è la prossima o l'ultima, No, forse è l'ultima parleremo appunto di rapaci, e quindi sicuramente chi terrà quella relazione potrà rispondere anche al significato del grifone o magari di altri rapaci presenti nelle sculture che troviamo nelle chiese. È molto importante, abbiamo voluto, in modo particolare abbiamo chiesto alla professoressa Martorelli di di curare questa serie di pomeriggi del romanico al bestiarium, perché spesso noi stessi, quando andiamo a visitare le chiese romaniche, molti di noi si pongono questa lettura di questi significati. Quindi quando magari abbiamo avuto la fortuna di avere proprio la professoressa Martorelli che ci accompagnava in queste escursioni, molti di noi hanno capito meglio. In altri casi, ahimè, non abbiamo trovato risposte, ma con questo ciclo di conferenze ne sapremo tutti di più, quindi appena andremo a riprendere le nostre escursioni in Sardegna saremo tutti maestri nell'interpretare le sculture che vediamo nelle nostre chiese romane. Ne approfitto allora anche... prego, c'è ancora una domanda, Alba? Il
io sappia no, semmai ha un'accezione negativa il vitello, perché viene accostato ad un idolo pagano. Non mi è capitato di trovare questa accezione come divino. Queste figure gli animali le troviamo anche nell'arte classica, nell'arte greca, nell'arte romana. Sì, ci sono. Basti pensare a un esempio qui in Sardegna, ai leoni di Sulchi, se non mi sbaglio. Erano, mi sembra, guardia, se non mi ricordo se di una porta o di una fontana. Quindi sempre con la stessa accezione, sì, sì, di guardiani soprattutto. Bene, abbiamo parlato della professoressa Martorelli, ne approfitto, oggi lei non poteva essere presente qui con noi per i suoi impegni personali, ma mi ha pregato di rivolgere il suo saluto e noi la ringraziamo ancora una volta per aver appunto organizzato e curato questi pomeriggi del Romanico del 2022. Volevamo ripartire con elementi importanti e di grande fascino e come avete visto conferenza dopo conferenza ci stiamo appassionando sempre di più alla lettura anche noi della Bibbia attraverso queste sculture come facevano gli uomini di quel tempo, e questo ci aiuterà a capire meglio, a entrare meglio nella dinamica di chi abitava la Sardegna in quel periodo e poter ancora entusiasmarci ancora di più quando andiamo a visitare questi templi di bellezza e di fede. L'appuntamento quindi adesso per la prossima conferenza fra 15 giorni, quindi saremo al 19 di febbraio, siamo a ridosso del carnevale. 18. Come? 18. Il 18? Siamo sotto carnevale, quindi magari sarà l'occasione anche da buoni oristanesi di assaggiare una fritturina con un bicchierino di vernaccia, quindi è un momento anche quello, vorrà essere un momento anche quello di ripresa un po' di rapporti, socializzazione alla quale siamo stati sempre abituati nelle nostre escursioni. Chi ha partecipato sapevano bene che il momento del pranzo era il momento di massima convivialità tra i nostri soci, che ci scambiavamo un po' quello che ognuno portava di buono, e questo ha fatto in modo che anche appunto questo grande affetto che segue, che regna, diciamo così, della nostra associazione, pian piano cerchiamo di riappropriarcene anche in questo senso. Ringraziamo ancora il dottor Maggino e ci rivediamo il 18.